Apertura di puntata di Verde a Nord-Est sulle colline di Conegliano. Siamo in mezzo ai filari dei vitigni del Prosecco, ma noi dobbiamo correre perché in sommario abbiamo tante cose da farvi vedere. Linea alla regia per la sigla e poi Verde a Nord-Est può iniziare. Di latte e formaggio qui a Caorle, in mostra e in degustazione tutti i grandi formaggi delle DOP venete e non solo. Negli anni ormai abbiamo capito che l'incontro col turista, col consumatore è importante per far conoscere le nostre eccellenze. Siamo su un comune che è un'eccellenza, un litorale che è famosissimo, e venire qua e vedere il turista che assaggia e sceglie è una cosa comunque che dà soddisfazione a chi ha percepito che la comunicazione è importante per quello che riguarda noi veneti. Vediamo ogni anno che c'è questo bisogno di conoscere, c'è sempre più questa curiosità da parte del consumatore, da parte del turista, e noi ne siamo orgogliosi perché quando siamo partiti 17 anni fa sicuramente siamo stati dei pionieri. Il fatto che adesso abbia preso piede e sia diventato un appuntamento così usuale ci dà l'idea che se le cose vanno ripetute vuol dire che funzionano e noi continueremo a farle funzionare. Io con orgoglio posso tranquillamente pensare e dire che abbiamo i migliori casari, i migliori affinatori al mondo, che negli anni queste tecniche si sono perfezionate, l'allevatore anche grazie all'intermezzo è riuscito a produrre un latte di altissima qualità con la caseina, con lo studio della caseina, della caseificabilità della proteina, e questo ci dà il piacere di essere la regione che ha più DOP, che ha più possibilità di produrre formaggi di pregio. Voglio solo ricordare che più del 60% del nostro latte va a formaggi DOP e più del 90% va a formaggi di pregio. Questo per dare un'idea di quanto il Veneto punti la qualità. Il fatto che abbiamo i casari, il fatto che abbiamo gli allevatori che producono un latte adatto alla caseificabilità ci dà l'idea che il territorio è difeso proprio perché è una filiera che parte dall'allevatore e va a finire al consumatore. Ritengo che sia fondamentale organizzare questi eventi sia al mare che in montagna per dare la possibilità ai consumatori di assaggiare e di degustare le nostre produzioni tipiche. Produzioni importanti che rappresentano un territorio. Il Veneto è un territorio molto variegato, abbiamo il mare, abbiamo la pianura, le prealpi, la montagna, e quindi in ogni luogo abbiamo delle produzioni tipiche che si distinguono. Queste manifestazioni l'associazione è da vari anni che le fa. Questa del Mare di Latte e Formaggi è la 20ª edizione e prossimamente a fine luglio avremo la 30ª edizione della rassegna dei formaggi da grappa. Ecco, mi soffermerei un attimo perché quest'anno, in occasione di 30 anni, l'evento sarà un po' particolare, sarà un po' speciale, iniziando il venerdì con un convegno dove intendiamo valorizzare, oltre che i formaggi, anche la figura del malghese, la figura dell'uomo che rimane in montagna e che attraverso l'allevamento dei pascoli, attraverso l'allevamento del bestiame in montagna, riesce a fare alcuni formaggi meravigliosi tipo il mollacco e il bastardo del grappa.
Poi proseguiremo nel primo weekend di ottobre con una grande manifestazione, giunta anche quella alla 22esima edizione, che è Casius che quest'anno si propone di portare in visione ai consumatori tutti quanti i formaggi DOP italiani, che sono quasi una sessantina, affinché il consumatore possa vedere, possa apprezzare, possa visitare l'eccellenza del lattiero caseario a livello nazionale, che è un settore importante, un settore strategico, un settore fondamentale dell'agroalimentare italiano. Devo dire che Caorle si presta moltissimo a un turismo variegato, cioè non esclusivamente un turismo balneare. Noi vediamo che spesso e volentieri a Caorle si arriva anche per qualche giorno, proprio perché poi si ha l'opportunità di visitare una località da un punto di vista, mi ripeto, ambientale e culturale di vero interesse, però ricordiamo che questa è anche una località di pesca e quindi di produzioni ittiche che poi hanno risolto nel campo della ristorazione. E noi naturalmente cerchiamo di cogliere tutte quelle occasioni e soprattutto quella che ci dà Aprola con i produttori latte, con questa rassegna di un mare di latte e formaggi, proprio per abbinare, non solo per far conoscere, ma anche cercare degli abbinamenti e delle soluzioni anche enogastronomiche con il pesce. I formaggi sia dagli stagionati che dalla semplice casatella prodotta dall'Aprola e dai produttori latte regionale, è chiaro che si abbinano notevolmente. Quindi la proposta e la possibilità di chi viene a Caorle è sicuramente di visitare una cittadina balneare, ma che va fuori gli schemi di una cittadina balneare, perché qui si vive bene, c'è una residenzialità, quindi c'è un rapporto con il residente, ma anche con i produttori. Come amministrazione stiamo investendo molto per valorizzare quello che sono i prodotti che vanno oltre il mare e spiaggia, e uno di questi è l'enogastronomia. Abbiamo creato anche assieme dei produttori locali un prodotto che si chiama tipicamente Carlotto, che va a valorizzare quello che è il nostro entroterra, che è ricco di opportunità e ci permette anche di, non nelle classiche stagionalità che sono quelle estive, di appassionare quelli che sono i nostri turisti ad altri territori, che soprattutto quello dell'entroterra. Per noi è molto fondamentale puntare sulla gastronomia, perché anche dal punto di vista della ristorazione siamo un'eccellenza. Bentrovate cari amiche e cari amici delle pillole verdi, anche di Verde Nord-Est. Siamo arrivati alla numero 3 d'estate e questa volta parliamo di un'iniziativa interessante, importante, che fa bene alla salute. Da sempre l'Arga del Friuli Venezia Giulia, l'Arga del Veneto e anche della Lombardia, le altre arga principali della penisola, assieme a un'arga, sono impegnate per l'educazione alla salute attraverso l'alimentazione, educazione al bere bene, educazione al cibo, ad assumere cibo fresco, genuino, di prossimità. E su questo percorso è orientato anche la campagna Amica per la Salute, un'iniziativa che ha coinvolto contemporaneamente 70 ospedali italiani, ma a Udine ha rafforzato una collaborazione che era già attiva da tempo tra Coldiretti, mercato coperto di Campagna Amica, che è quello della Coldiretti, l'azienda sanitaria e il Dipartimento di Prevenzione che deriva dalla Regione, dalla Direzione Centrale della Salute. Che cosa significa? Che in questo periodo, con l'attivazione del mercato coperto, che è anche vicino al nostro presidio ospedaliero della città di Udine, insegna ai cittadini che cosa mangiare di prossimità, che cosa mangiare sano e genuino, e quindi sta facendo quello che stiamo facendo noi a livello di comunicazione, ma lo sta facendo nel concreto in modo molto positivo. I fatti della Direzione Centrale della Salute dimostrano che certi tipi di patologie, certi problemi di salute si sono
ridotti e limitati, anche grazie a questo imparare della nostra popolazione a nutrirsi bene che per le genti friulane del nord-est esiste da tempo come presidio e come principio alla base della cucina e della cultura del territorio. A presto amici. Tavolo di concertazione tra ANBI, Associazione Nazionale di Consorzi di Bonifica del Veneto, e la Regione del Veneto per il contrasto del problema nutria. Andiamo a sentire l'assessore Dario Bond e Alex Vantini, presidente di ANBI Veneto. Devo ringraziare Alex Vantini, presidente di ANBI, e tutte le strutture di consorzi hanno dato una grande collaborazione per la costruzione di questo sistema informatico e per garantire le uscite che siano più tracciabili possibili e più sicuri possibili. ANBI sta già operando con la Regione del Veneto per una sorta di prelievi guidati e controllati, ma adesso noi dobbiamo potenziare questo tipo di esercizio che non è solo venatorio ma è di prelievo autorizzato e anche preciso, modellato su determinate tempistiche. Rappresenta un grosso problema soprattutto di difesa idraulica. Non sappiamo come affrontarlo. Soldi per sistemare gli argini dai buchi non ne abbiamo speso in 10 anni circa 180 milioni di euro, potremmo spendere molto di più, un danno da nutria è ascrivibile sui 5.000 km intorno ai 800 milioni, ma se viene fuori una grande precipitazione o un elemento alluvionale, oltre all'elemento alluvionale che crea problemi, c'è anche proprio lo smottamento modello Emilia-Romagna di molti argini con conseguente danno a strutture dell'uomo. Questo cerchiamo di limitarlo, so che l'app non risolve tutti i problemi, ma quantomeno cerchiamo di limitare il numero di questi animali che hanno una prolificità altissima, che quindi alla fine costituiscono veramente un problema. Considerate che è censito più o meno in una sorta di meccanismo di verifica di questi animali circa 1 milione di pezzi, di milioni di nutrie sul territorio veneto. Siamo partiti l'anno scorso con una convenzione tra il sistema della bonifica veneta e la regione per cercare di far fronte a questa, direi, emergenza a livello regionale. Purtroppo le nutrie causano danni non solo all'agricoltura ma anche a tutti i corsi d'acqua, ai quelli che sono gli argini e quindi di conseguenza può arrecare veramente danno soprattutto quando ci sono le piene. Il sistema della bonifica si è messo a disposizione pur non essendo il suo ruolo, e dopo un anno di convenzione sulla quale abbiamo cercato di dare un rimborso a quelli che sono i cacciatori, alle attività che sono state effettuate di controllo e di abbattimento, oggi insieme all'assessorato cerchiamo di dare più formalità attraverso un'applicazione uguale per tutto il territorio veneto per richiedere la possibilità di uscire, ma anche per poter rendicontare quelli che sono stati appunto gli abbattimenti e poter dare un rimborso spese ai telecontrollori. Credo che sia un'operazione importante che va nella direzione giusta, cercando di risolvere un problema, ripeto, sia delle imprese agricole sia dei consorzi di bonifica, ma poi che si riflette direttamente sulla sicurezza del cittadino. Sappiamo che le province maggiormente colpite sono quelle della parte sud della regione, quindi da Verona a Rovigo, ma anche Venezia e Padova. Ovviamente lì si concentrerà di più quelle che sono le attività di controllo che devono avere, come dire, l'approvazione da parte di tutti. Purtroppo ancora troppo spesso il cittadino non si rende conto di quanti danni revoca questo animale, ma siamo nell'ordine di quasi svariate centinaia di migliaia di euro per quanto riguarda appunto i corsi d'acqua e gli argini, e mettono a repentaglio veramente la sicurezza di interi territori. L'applicazione è stata pensata per poter essere utilizzata da un lato dai telecontrollori, quindi da coloro che fanno interventi di contenimento sulle nutrie, e dall'altra dalla Polizia Provinciale. Quindi il lato telecontrollore consentirà a tutti questi operatori di poter fare delle richieste di uscita e poi delle rendicontazioni degli interventi
praticamente in tempo reale, quindi le polizie provinciali poi riceveranno le loro richieste di uscita e di conseguenza le rendicontazioni, in maniera tale che tutta la filiera, diciamo in un certo senso, venga tracciata completamente dall'inizio alla fine. Quindi sappiamo queste persone dove escono, quando escono e poi che esito hanno le loro uscite. 3.591 progetti finanziati in tutta la regione, 717,2 milioni di euro di finanziamenti assegnati dal PNRR, che assieme ad altri finanziamenti hanno visto complessivamente muovere 1,2 miliardi di euro. Questi i dati del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza in Veneto per l'agricoltura. I dati sono quelli ufficiali del MASAF, Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, e a commentarli è il senatore di Fratelli d'Italia Luca De Carlo, presidente della 9ª Commissione del Senato Industria, Commercio, Turismo, Agricoltura e Produzione Agroalimentare. Parliamo di un grandissimo risultato che ha una doppia origine. Da un lato il forte impegno del governo Meloni, che ha segnato la strada andando a sostenere con il PNRR per l'agricoltura investimenti sulle filiere in transizione ecologica, meccanizzazione e competitività del settore primario, dall'altro la visione delle nostre imprese che hanno saputo e voluto raccogliere la sfida, affrontando di petto i problemi e le necessità del comparto. 2.874 progetti per un totale di 411 milioni di euro erano indirizzati alla filiera della produzione primaria, 292 milioni alla trasformazione e 109 servizi e commercializzazione. Quasi 2/3 dei progetti riguardavano l'agrisolare, con l'installazione di pannelli fotovoltaici su stabilimenti ed edifici senza consumo di suolo agricolo, segno dell'attenzione delle imprese venete ai temi energetici e della sostenibilità, commenta De Carlo, seguiti con 1.025 progetti di interventi nel campo della meccanizzazione. Il PNR dedicato all'agricoltura, grazie al governo Meloni, passa dall'iniziale stanziamento di 3 miliardi e 6 voluto dal precedente governo agli oltre 8 miliardi e mezzo attuali. Parte di queste risorse serviranno a finanziare 3.591 progetti in Veneto, per un valore che si aggira e supera i 720 milioni di finanziamento, generando un impatto totale di investimenti superiore al 1 miliardo e 200 milioni. Di questi 235 progetti per un totale di 584 milioni andranno a sostenere i contratti di filiera per remunerare di più e meglio i nostri agricoltori. Un'altra parte importante la giocheranno gli 403 milioni dedicati al parco agrisolare per finanziare pannelli solari sui tetti delle stalle e dei capannoni senza consumo di suolo. Questo per agire sui costi di produzione. Stimiamo infatti che a fronte dell'investimento di 403 milioni il risparmio netto per gli agricoltori nei prossimi 10 anni supererà il 1 miliardo e 2 in energia. A questi vanno aggiunti 75 milioni per finanziare i consorzi irrigui per le operazioni di trattenimento dell'acqua, 64 milioni finanzieranno progetti di logistica, ben 40 milioni andranno a finanziare oltre 1.000 domande sulla meccanizzazione agricola. Un grande lavoro svolto dal governo, concreto e pratico di supporto all'agricoltura. A farla da padrone i settori vitivinicolo e zootecnico, seguiti da seminativi, florovivaistico e ortofrutticolo. Sono tutti numeri, conclude De Carlo, che certificano non solo la vivacità del settore primario veneto, ma anche la capacità di visione, la volontà di affrontare le difficoltà trovando soluzioni innovative, il coraggio di progettare e di investire che caratterizzano le nostre imprese. Non posso poi che rimarcare ancora una volta, ricordato De Carlo, il lavoro del governo Meloni e del ministro Francesco Lollobrigida, che hanno sin da subito scelto di aumentare le risorse del PNRR all'agricoltura rispetto a quanto deciso dal precedente esecutivo e anzi di destinare lo scorso autunno 2 miliardi di euro in più a questo scopo, facendo crescere la disponibilità per il settore primario del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza da 3,6 miliardi di euro del 2021 a 8,5 miliardi.
Bruschi sbalzi di temperatura ed eventi climatici estremi più frequenti, ma i vigneti del Veneto resistono. Le stime produttive sono in linea con quelle dell'anno scorso. Questo è quanto emerge dal primo incontro della 52esima edizione del trittico Vitivinicolo Veneto, andato in scena qualche giorno fa. L'evento, organizzato da Veneto Agricoltura in collaborazione con la Regione del Veneto, ARPAV e CREA, è aperto dai saluti del direttore di Veneto Agricoltura Federico Caner e dell'assessore regionale all'agricoltura Dario Bond, è servito per analizzare lo stato di salute attuale dei vigneti regionali e addentrarsi nelle prime previsioni di produzione per l'annata, che ha tutte le carte in regola per ripetere gli ottimi risultati del 2025. Nello scorso anno la superficie vitata coltivata per il 75% con varietà di uva a bacca bianca e per il restante 25% con varietà a bacca nera ammontava ad oltre 104.000 ettari e la produzione totale di uva si è attestata sui 14,7 milioni di quintali, più 6,8% annuale, un raccolto che ha generato 11,4 milioni di ettolitri di vino, evidenziando una crescita del 7% sul 2024. Questi numeri hanno confermato il Veneto sulle vette nazionali della produzione vitivinicola e ora, pure nel 2026, le condizioni preliminari di viti e vigneti promettono una vendemmia di tutto rispetto. L'andamento meteorologico, come sottolineato da Francesco Rec di ARPAV, sulla base delle rivelazioni della stazione meteorologica di Conegliano, è stato, nella prima metà dell'anno, altalenante, con alcune gelate isolate, temperature tendenzialmente sopra la media, un maggio caratterizzato prima da un freddo e poi da un caldo anomali e diversi fenomeni climatici estremi, come raffiche di vento e grandinate piuttosto consistenti. La filiera vitivinicola veneta, ha dichiarato il direttore di Veneto Agricoltura Federico Caner a margine dell'evento, nonostante i cambiamenti climatici e gli eventi geopolitici che stanno caratterizzando lo scenario attuale, continua a garantire una resa importante. A testimoniarlo il valore complessivo generato dai prodotti vitivinicoli veneti, che nel 2025 è stato di 1,9 miliardi di euro. Tuttavia il contesto per i fattori già citati rimane eccezionale e dunque il supporto di Veneto Agricoltura agli operatori del settore prosegue in maniera assidua, sia attraverso incontri informativi e di ricognizione come il trittico vitivinicolo, che tramite progetti sperimentali ad hoc, tra questi Ampelopros, con cui si sta lavorando all'allargamento della base ampelografica dei vigneti del Prosecco e le coltivazioni dei vitigni Piwi, varietà ibride in grado di resistere alle malattie fungine e dunque di ridurre i trattamenti fitosanitari. Sulla stessa linea l'assessore regionale all'agricoltura Dario Bond, ma con un'attenzione specifica alle questioni di mercato. Gli appuntamenti del trittico vitivinicolo sono sempre significativi per il comparto del vino veneto, ha ricordato Bond, che soprattutto in questa fase storica, a causa del contesto geopolitico internazionale, sta vivendo un momento particolare. Finora però, come dimostrato dal 2025, il settore ha reagito bene. Il supporto della Regione in questo senso continua a essere costante, non solo sul versante strettamente agricolo insieme a Veneto Agricoltura, ma anche su quello commerciale. Sono infatti in lavorazione dei decreti ministeriali che favoriranno importanti investimenti sull'enoturismo, con lo scopo di attrarre nuovi clienti. I numeri della vendemmia devono sempre trovare seguito sul mercato. Associati olivicoltori, ben ritrovati al numero 28 del periodico 10 luglio 2026. Come vedete, le olive sono in fase ancora di primo ingrossamento, hanno già raggiunto o superato il 35-40% delle dimensioni finali. Hanno iniziato anche l'indurimento del nocciolo. Se voi con coltellino andate a sezionare
l'oliva, troverete che all'interno c'è una resistenza, segno che nei tessuti che stanno formando il nocciolo si sta depositando della lignina, diventano più resistenti. Da stare attenti in questo momento qui alla mosca delle olive. Le olive sono già recettive alla ovodeposizione da parte della mosca femmina. Hanno un colore brillante, riescono a emanare nell'aria tutti quei profumi che attirano la mosca. Entro una decina di giorni avremo con molta probabilità la prima generazione estiva della mosca per il 2026. Non è ancora il momento di attuare l'intervento fitosanitario, però bisogna programmarlo. Abbiamo riportato nel periodico di questa settimana le modalità con cui attuare una corretta difesa fitosanitaria contro la mosca nel corrente anno. Chi ha intenzione di applicare le trappole da cattura massale è ancora in tempo, può andare ad applicarle durante la prossima settimana. Importanti sono anche gli interventi con l'utilizzo di imbrattanti. Bentoniti, caolini, basalti, il talco hanno una funzione repellente nei confronti della mosca delle olive, limitano la capacità della mosca femmina di ovodeporre e inoltre con le alte temperature abbassano anche i gradi calore che si accumulano all'interno delle foglie ma anche all'interno delle giovani olive. Le foglie e le olive, maggiormente quelle che sono esposte ai raggi del sole, con temperature di 32-33 gradi centigradi, sono in grado di accumulare anche 1 o 2 gradi in più all'interno. E adesso, nel ringraziarvi per l'ascolto, un buon risentirci alla settimana prossima. Termina qui la puntata di Verde a Nord-Est. Se volete rivederla lo potete fare sul nostro canale YouTube, sul nostro sito www.verdeanordest.tv. Se volete scriverci, la mail è redazione@verdeanordest.tv. Appuntamento con voi in TV prossima settimana, stessa rete, stessa ora, e non dimenticate di seguirci sui nostri social. A presto!